Ciao a tutti. Senti con un'altra riflessione, un altro video che partisse con la premessa del Shur Carrera. Quindi chi non avesse visto il video del 1° dicembre, di poco più di un mese fa, gentilmente se lo guarda come premessa, perché quando si andrà a criticare in quei cose su quel che succede, viene sempre da tenere presente che quella premessa lì, che il mestiere, cioè che uno si dovrebbe azzardare a fare critiche se non ha difetti, ma siccome difetti ce li abbiamo tutti, ecco che modestamente, umilmente faccio qualche riflessione. Cindi fa in quelle 5 di gennaio, fra le varie ricorrenze, nuovo anno eccetera, è stato ricordato il ventennale, il 20° anniversario dell'entrata in vigore dell'euro come moneta, l'Europa, l'euro, la moneta unica, bellissimo. E naturalmente questa è stata occasione per tornare a riflettere un po' sul significato di Europa eccetera. Non entro qua adesso in tutto il discorso perché staremo qua 2 giorni, ma a proposito proprio dell'euro in quanto tale come moneta mi viene in mente una roba che abbiamo detto in tanti anche negli anni passati, su no se le abbiamo il tempo di rimediare, però una roba di non stupidata ma una roba mica troppo intelligente che fa, le quale deve fare tutti i ghelite, tutti i monedini, piscinini. Cioè se uno fa il raffronto facendo i conti della serva, che se un euro era su 2000 lire di un tempo, almeno fino ai 50 centesimi si sarebbe dovuto fare la banconota. E invece siamo in presenza di tutte queste monetine di 1 centesimo, 2 centesimi, in milanese un gel o du gay, che rispetto al franc, cioè all'euro, alla moneta base, diventano quasi un'inezia, però attenzione, anche il centesimo fa la sua parte, e arrotondo di qui, arrotondo di là, come tanti hanno già detto, non è che lo scopro io, il rischio è quello di un arrotondamento anche dei prezzi. Ecco appunto che una cosa che forse non so se non ci hanno pensato, ma sarebbe stato opportuno, è una questione sia psicologica ma anche pratica, appunto quella sarebbe stato meglio fare delle banconote fino a un taglio inferiore, secondo me. Dopo se si è d'accordo pure lì, se siamo d'accordo oppure no. Vabbè. E questa è una riflessione sul ventennale. Parlando di Europa mi viene in mente una cosa molto più antica, cioè molto più antica, insomma precedente, e una invece di adesso, sul senso dell'Europa. Se non ci fosse stato il voto negativo del Parlamento francese negli anni 50, probabilmente avremmo la Comunità Europea di Difesa, l'esercito europeo, comunque una maggior coesione dal punto di vista della difesa europea, e invece questo non ci fu. E questo è sicuramente una delle questioni che sarebbero da affrontare, perché va bene la moneta unica, ma non c'è solo quello. Ci sono poi tante altre tematiche di carattere culturale, etico, eccetera, non affronto qua, vengo invece alla situazione attuale, l'emergenza sanitaria. Allora, un'Europa unita che pure non ha ancora assunto in sé tutti i poteri, infatti la sovranità dei singoli stati è rimasta, e infatti lo si vede nel bene e nel male. E sull'emergenza sanitaria cosa sta succedendo? Che viene il derba, l'altro il Sara, viene i mascherini, quell'altro no, uno i vaccini, uno li obbliga, l'altro li lascia liberi, uno punta all'immunità di gregge. La gente rimane evidentemente spaesata, sconclusionata, sbigottita, disorientata, perché la dice: ma com'è?
in Inghilterra dicono che si può andare al bar come si vuole e hanno 2.000 contagi quel che è, 100.000. In Francia fanno diversamente, in Polonia fanno una maniera, in Germania fanno un'altra, in Italia fanno... Evidentemente questo è una cosa che non sta molto in piedi, perché se, sottolineo se, il problema del virus è comune a tutti, almeno dovrebbero mettersi d'accordo su delle linee comuni di conduzione. D'altra parte che in Italia ci sono delle cose di cui si fa fatica a capire il senso. I milanesi disarrivano che in Europa fa un po' di tralà, una quale maniera, perché io ricordo l'incipit di un telegiornale dell'altro ieri: la Lombardia è entrata in zona gialla, dice lo speaker, dice il giornalista, ma quanto a restrizioni sostanzialmente non cambia niente, perché il DPCM recente ha già introdotto le nuove disposizioni. Ma mi dici, che senso ha di gialla, verde, rossa, blu, arancione, se poi qualche vedente cambia, oppure l'è bianca però che mette a disposizione della gialla? Allora decideves. Questa è un'altra cosa che diciamo sarebbe meglio curare in maniera un po' più attenta, anche a chi torno sempre alla nostra ciurcarera. È facile fare le critiche, sono d'accordo, però dopo un po' di mesi, anzi anni, che siamo in bal, magari se Gheve Madre ha di criteri un po' precisi, se possibile, se si può, forse che la gente la capissaria un qualcosa più serio. Vabbè, stanotte aspetto mi remagi, specie che arrivano, e spero che mi porti un po' di buon senso anche come regalo, a me prima di tutto e anche a quei blindati. Ciao a tutti!